deputato nazionale agrigentino del gruppo misto alla Camera, Michele Sodano, ha presentato un'interrogazione al Ministro della Sanità Speranza e al Ministro alla Transizione Ecologica Cingolani, a seguito dell'aumento a Montallegro, in provincia di Agrigento, dell'insorgere di patologie tumorali. Sodano afferma: rispetto ai dati emersi sul preoccupante numero di morti per patologie tumorali a Montallegro, ho chiesto ai ministri Speranza e Cingolani di avviare subito un'indagine epidemiologica per approfondire le cause dell'aumento del numero di morti per tumore registrata negli ultimi anni, a conferma della relazione esistente tra la presenza di un impianto integrato per il trattamento e recupero di frazione organica da raccolta differenziata a pochi chilometri dal centro abitato e se, constatata la correlazione tra l'insorgere della patologia tumorale e la presenza di inquinanti atmosferici emessi dai depositi di rifiuti urbani come solfuro di idrogeno o gas irritanti, non si ritenga opportuno adottare ogni iniziativa di competenza per individuare una soluzione alternativa alla realizzazione di una nuova discarica in prossimità del comune di Montallegro. Grazie Presidente, per poter porre all'attenzione di quest'Aula un fatto molto grave. Sono emersi i dati ultimamente dei morti per tumore nel comune di Montallegro, in provincia di Agrigento. Ebbene, da un'analisi attenta e pubblicata dallo stesso comune di Montallegro, più del 50% della popolazione muore a Montallegro per cancro, e ciò può essere legato, come già diverse analisi mostrano, dalla presenza di discariche importanti di rifiuti che insistono proprio su quel territorio. Allora comunico che ho presentato un'interrogazione parlamentare chiedendo al Governo di aprire un'indagine epidemiologica per capire in effetti il nesso tra le centrali di discarica che insistono in quel territorio e i morti per tumore. Parliamo della Sicilia, un territorio devastato da un'emergenza rifiuti, dove ci sono parecchie ombre legate alle ecomafie, quindi mi auguro che ci sia lo sforzo e l'attenzione di tutti i parlamentari proprio per fare luce su questo scandalo che fino adesso è stato completamente nascosto. Mi auguro appunto che si possa fare qualcosa di importante nel più breve tempo possibile. Non possiamo accettare oggi nel 2022 di stare in silenzio rispetto a questa grave problematica. Grazie.